semifinale regionale di Under 16 maschile che come in Under 14 ha messo di fronte Sisley Treviso e Pallavolo Padova, che per questa categoria ha però dovuto allestire la squadra assieme a Mestrino. A vincere il titolo nell'impianto di Costermano è stata la Sisley, rimontando il primo set e conquistando il titolo per 3-1. Miglior giocatore del match Riccardo Mazzon. Ho giocato come so e non sono stato io il migliore, cioè, abbiamo vinto con un gioco di squadra. Loro sono partiti molto più convinti di noi nel primo set, poi noi ci siamo ripresi, abbiamo rigirato la partita e credo che la chiave della nostra vittoria sia stata la grinta che abbiamo messo in campo dal secondo set in poi. In maniera molto graduale e con alcuni cambi e anche in seconda linea cambiando alcune persone specifiche per la battuta e per la difesa abbiamo risestato la situazione ed è il risultato finale 3-1 che mi soddisfa pienamente in questo weekend. Padova-Mestrino è partita bene sabato vincendo la semifinale con Belluno, ma non ha saputo ripetersi nella finale di domenica. E ieri abbiamo fatto una buona partita discreta contro Belluno, cioè abbiamo giocato abbastanza bene, solo siamo un po' calati verso il finale dei set e poi oggi abbiamo iniziato subito alla grande, abbiamo cercato subito di metterli sotto con la battuta, la ricezione e la difesa. E solo che il primo set è andato bene, poi gli altri siamo un po' calati noi in ricezione e è finita lì. Sì, siamo partiti bene il primo set, poi c'è stato un calo, forse a livello di testa, psicologico. Vabbè, ce l'abbiamo messa tutta, potevamo fare di meglio. Dicevamo Padova assieme a Mestrino per allestire una formazione di ottimo livello. È una squadra che è nata dalla fusione tra giocatori di Pallavolo Padova e Pallavolo Mestrino. È stata messa assieme quest'anno, qualche giocatore già militava a Padova lo scorso anno e quest'anno è stato confermato, per cui abbiamo continuato il progetto con i giocatori che ci sembravano più interessanti. Ed ora anche per queste due squadre c'è la finale nazionale, obiettivo scudetto per Treviso, almeno un quinto posto per Padova. C'è un roster di squadre, ritengo abbastanza ampio, direi tra le 6 e 8 squadre secondo me. Ci mettiamo anche noi, ma è un po' diverso rispetto all'anno scorso. Speriamo di piazzarci bene, comunque arrivare entro le prime squadre e comunque riguardo a chi temere abbiamo già trovato molte squadre, ogni partita è a sé ormai. Viste anche le altre squadre a livello nazionale con le quali ci siamo trovati in diversi tornei, secondo me dobbiamo puntare almeno alla quinta posizione. Le finali regionali di Under 16 sono state ospitate per l'edizione 2011 all'interno della rassegna dei Giochi del Veneto organizzata dal CONI. Una formula che ha visto le squadre sfidarsi in semifinale il sabato, pernottare e giocare la finale la domenica. È stata una nuova esperienza, la prima volta che proviamo a fare con il comitato regionale questa esperienza dei 2 giorni, di farla il sabato e la domenica, quindi con il pernottamento degli atleti nel contesto dei giochi regionali del CONI. È un'esperienza che dobbiamo valutare se è stata positiva o no, ne parleremo in consulta, vedremo se potremmo rifarla oppure ritorneremo all'antico, adesso sentiremo anche le società.